Odio l'estate, così noiosa e insulsa. Mai niente di nuovo. Tranquillo, non agitarti, non hai sentito la novità su Radio Press? No, che c'è di nuovo? Il programma più fresco dell'estate 2008. Feste portoghesi a Villa Novatulo. Sì, ora ricordo. Quando va in onda, Valentino? Il sabato alle 12.35 e in replica la domenica alle 11.30 e il martedì alle 11.05. Dal 12 luglio al 16 agosto. I portoghesi esclusi ci racconteranno tutte le feste, i giochi e le sagre che si svolgeranno nel loro ridente paesello. Feste portoghesi a Villa Novatulo, non mancate. Secondo me questi portoghesi stanno esagerando. Mais pourquoi? Sto iniziando a sentirli un po' troppo alla radio. Frigadini, noi stiamo qui in spiaggia. Loro lasciali preparare il programma negli studi senza climatizzatore. Già, hai ragione. Poi se mi stufo, cambio stazione. Pronto? Sì, buongiorno, sono il funzionario della SIAE, buongiorno. Buongiorno, mi dica. Sì, la chiamavo perché mi è giunta voce che voi fate numerose feste e non pagate i diritti della SIAE, insomma, e vorrei avere delle agguaglie su questo. Numerose feste? Sì. No, anche questo. No, ascolti, a che feste si riferisce lei, scusi, E voi fate tante feste, voi lo sapete di che cosa parlo, insomma, non rispondo a una domanda con un'altra domanda. Aspetti, chiedo scusa, no, è un malinteso che stiamo portando avanti da giorni. Queste feste delle quali lei ha sentito parlare sono finte, cioè non sono feste, è un programma radiofonico, sono delle feste finte, mi spiego? Ah, sì, ho capito. Sì, proprio le feste finte. E io sono nato ieri, vero? No, bello me. Io non sono nasciuto ieri, sì, a me in giro non mi lea. Se devo enzai gue, io ti fatto solo correre e dormi, come per berudei urmi. No, non mi girches a me. No. Non la capisco. Come Cristiano Deo, come Cristiano Deo, no, come Cristiano. Lasciami perdere. Ma che crede, un freddo, un sorrido. Mi chiedo scusa. All'arizio a domo tua, all'arizio a domo tua, scompreso. No, come Cristiano Deo. Ma chiedo si arriva ai gue. Si esprima un po'. No, scusi. Non si fa, non mi interessa nulla, no, Cristiano Deo, muto come. No. Va ora in onda Feste portoghesi a Villa Novatulo. Eccoci qui, Feste portoghesi a Villa Novatulo, penultima puntata, ovvero quinta, o anche penultima, o anche quinta. Dipende dai punti di vista, sì, è e vero. dipende anche dalla zona in cui si è. Qui c'è un freschetto, che bello. in montagna, feste al fresco, e c'è chi sta soffrendo in spiaggia, sotto l'ombrellone. Noi siamo a Villa Novatulo, queste sono le feste portoghesi a Villa Novatulo, noi siamo i portoghesi esclusi, e questa è Radio Press, questa è una puntata, sta per iniziare qualcosa. Questo cos'è? No, Tore, no, è meglio stai non parlando non solo si tu, vede alla scusami, radio, però ti chiedo scusa. Mandiamo subito il primo stacco e poi si parte con le feste portoghesi a Villa Novatulo. Migliaia di turisti. Ehi tu, fai spazio! Arrivano i portoghesi esclusi! Guarda, arrivano saltellando! I difetti a Villa Novatulo non esistono. Tutto è preciso nel piccolo centro sarcidanese, tutto fila liscio. Il postino suona sempre 2 volte, i bambini guardano felice i cartoni animati, il petrolio non esiste. Il meccanico ti consegna la macchina a idrogeno puntualmente. Insomma, a Villa Novatulo c'è un'armonia e uno stile di vita unico al mondo. Ma non è sempre stato così. Milioni di ore fa, infatti, gli abitanti del paesello si svegliarono tutti con uno strano presentimento. Il presentimento, infatti, entrò nelle case e, quatto quatto, si infilò nelle coperte dei dormienti, che poi la mattina al risveglio se lo ritrovavano a fianco. Da quel maledetto giorno nulla filava più dritto a Villa Novatulo. Cristina D'Avena cambiò tutte le sigle dei cartoni animati, il meccanico ti rifilava un'auto di cortesia a benzina, il petrolio veniva insistentemente e stupidamente utilizzato,
Molti giornalisti facevano solo falsa informazione, niente filava dritto a Villanova Tulo. Alle politiche non potevi votare chi volevi tu. Ai telegiornali trasformavano eventi di cronaca in soap opera a puntate. Il falso in bilancio non era più reato, niente filava dritto a Villanova Tulo. Il Vaticano esprimeva giustamente i suoi pareri, ma molti purtroppo si facevano condizionare. Insomma, a Villanova Tulo niente filava diritto. Solo Berta, lei sì che filava. Berta filava, lava nell'amianto, filava l'amianto. Oh, perfetto, finalmente è giunto il momento tanto atteso. Abbiamo raggiunto in funivia le rive del fiume Mendoza e prendiamo la linea per raccontarvi un evento veramente importante. Sta per avere inizio l'incontro finale del campionato mondiale di chi lancia le pietre e fa fare più rimbalzi sull'acqua. Acqua piatta, vediamo in lontananza alcuni canoisti e il famoso battello che naviga a distanza di sicurezza. Tempo ottimo qui nel paese di 1200 abitanti più bello del mondo, umidità del 28%, un lieve vento contrario da sud che darà del filo da torcere agli atleti. E sono proprio gli atleti a fare il proprio ingresso qui sulle rive del fiume Mendoza. Ecco l'islandese e il messicano. Ecco qua, ricordiamo che i due hanno brillantemente superato le semifinali di Amburgo. Il messicano ha fatto scalpore con ben 28 rimbalzi, aggiudicandosi il record mondiale. Sono veramente 4 fuori classe, ne vedremo delle belle. Ecco qua, i giudici di gara fanno il loro ingresso e lo fanno in tutto, non capisco perché. Bene, gli atleti si stringono la mano e si posizionano in fila di fronte alle calmissime acque del lago artificiale del fiume Mendoza. Spalti gremiti, numerosi sportivi appassionati da tutto il mondo hanno raggiunto Villanova Tulo per assistere a questa gara, ma passiamo la linea al nostro collega a bordo campo. Io ve la ripasso. E noi la ripassiamo a te. Io la tengo, ma poi ve la ripasso. Grazie. Ma iniziano gli inni nazionali che saranno suonati in 3/4 a 250 battute per minuto, indipendentemente dalle misure previste dagli spartiti ufficiali. Inni e applausi. Bene, lancio della monetina per sorteggiare chi inizia e con l'arbitro, il signor Schulz, ha dimenticato la monetina. Ha deciso di lanciare una banconota da 5 euro, la lancia, è volata via, accidenti. Il signor Schulz decide di lanciare la propria scarpetta ginnica, ecco. Inizia l'islandese, siamo al momento topico dell'incontro, la scelta della pietra. Ricordiamo che il concorrente avrà una possibilità, un solo tiro, dovrà cercare di far fare alla pietra che sceglie il maggior numero di rimbalzi. L'islandese ha scelto una tipica verdacciata, una scelta di classe, direi. Attenzione, si posiziona in riva e lancia. Ha dato un effetto tendente a sinistra per non ricusare gli effetti del vento contrario. Sono ben 20 rimbalzi, velocissimi peraltro. Cosa plastica nel tiro, realizzazione da Oscar, ottimo. Ma è il momento del favorito, il messicano che sta scegliendo la pietra. Ecco che rovista fra i cespugli di cisto, bene, si butta per terra, rantola, ha trovato la pietra e una grossa scheggia di scisto di forma circolare. Si posiziona in riva, a notare il silenzio, la tensione palpabile. Posizione plastica anche per lui, piega leggermente le gambe in avanti. Ed ecco il tiro! Ecco che la pietra vola a pelo d'acqua, non ha ancora toccato l'acqua però. Si avvicina in modo preoccupante al battello che naviga a una distanza di un centinaio di metri da noi, vedo che... No, non è nulla. Veramente sta affondando. È un colpo di strisce ovviamente. Il battello si impenna su se stesso. Niente di grave assolutamente. Parte un razzo di SOS. Forse è meglio andare. Già. Linea alla regia. Senti questo profumino, viene da laggiù. Dov'è? Vedi, c'è un agriturismo. Io ci sono stato avanti ieri con la mia famiglia, mi hanno trattato bene come al solito. Villanova Tulo è una collina, Torre, le colline sono piene di agriturismi normalmente, la Toscana
è un agriturismo in sé. Villa Novatulo è una collina ed essendo collina è anche un po' toscana. E questo è il quinto agriturismo che vi consigliamo. Buon appetito. Fate voi. Il profumo del mirto, le lunghe passeggiate all'aria aperta. Questo è l'agriturismo alla molliccia. Interminabili cavalcate al tramonto, le letture sotto il grande olivastro. Questo è l'agriturismo alla molliccia. I cinguetti degli uccelli, il grano maturo, i dinosauri che pascolano sotto il sole, l'essi che salva la vita a un pastore. Questo è l'agriturismo alla molliccia. Schiacciare una cosa molliccia col piede. Questo odore. No. Ancora calpestare merda di cavallo, no. Lo so che anche questo è l'agriturismo alla molliccia, però. Feste portoghesi, musica, cultura, costume e società e siamo già. qui in piazza Enrico Berlinguer per partecipare al grande torneo di Nanopoli. Tanta gente in piazza, veramente tanta. Che strano, specie se si considera che su Canale 5 ora c'è il telegiornale. Ma spieghiamo il gioco ai nostri ascoltatori mentre ci sediamo al grande tavolo e ci scegliamo le pedine, Tore, dai. Benissimo, è come un grande gioco del Monopoli. Ecco il tabellone, c'è un grande percorso in discesa. Scegli la pedina, io prendo la bandana. Ed io il mandolino. Bene, mettiamoci alla partenza. Ecco qua. Ora devo consegnare i soldi ai giocatori. Quanto ci spetta a testa? Moltissimo, e soprattutto non dobbiamo dare motivazione a nessuno sulle origini oscure della nostra ricchezza. Questo è il bello, sì. Lo scopo del gioco? Fare delle cosettine che, se vuoi mantenere il tuo tenore di vita e il tuo lavoro, sei costretto a fare, bene o male. Corrompere giudici, ospitare mafiosi in casa propria a propria insaputa, falsare i bilanci di società per azioni in barba agli azionisti, pagare delle tangenti al presidente del consiglio che poi morirà latitante. Il tutto senza che l'opinione pubblica se ne accorga, anzi facendo credere a tutti di essere una vittima o un perseguitato da magistrati ideologicamente schierati, come se i magistrati potessero creare indagini su supposizioni senza partire dai fatti, più o meno. Non è facile riuscire nell'impresa, è un gioco difficile questo, però con un po' di impegno, di fantasia ci si riesce, specie se sei tu che decidi le regole del gioco in prima persona e soprattutto durante la partita. Divertentissimo. Dimenticavo, ci sono anche gli imprevisti e le probabilità, Tore. Tira il dado. 9! Eccolo qua. Pesco una carta degli imprevisti. Ops, la procura ha chiesto il tuo rinvio a giudizio per corruzione in Rai. Ti hanno intercettato mentre cercavi di far lavorare su raccomandazione attricette politicamente protette. Hai sempre detto che la prima cosa per fare carriera è il merito e che le raccomandazioni devono essere eliminate. Ti sei sputtanato. No, se la gente lo verrà a sapere farai una pessima figura. Cosa fai? Questo è un bel problema. Trovato! Sono io il giudice di gara! Potrei concentrare l'attenzione del problema sulle intercettazioni. Le intercettazioni sono un'invasione della riservatezza e inserisco una regola che ne limiti l'utilizzo. Tutti i giocatori parleranno della nuova regola e nessuno si accorgerà di quello che stavo facendo prima. Sei furbissimo. E per il rinvio a giudizio? È facile, inserisco una regola nuova secondo cui, siccome la nazione è alla deriva e io sono una persona importante e c'ho da fare, cazzo, non mi possono far perdere del tempo a pensare ai processi. Ecco, tocca a te. 9! Male, hai corrotto un giudice, vai in galera senza passare dal via. Mannaggia, cosa dirà l'opinione pubblica? Che figuraccia! Ma dannazione! Già! Dimentico sempre che sono io che faccio le regole, per di più mentre sto giocando. Nuova regola, questa casella è abolita, in galera non ci vado, inoltre la regola nuova dice che tocca di nuovo a me tirare il dado. E allora tira il dado! 9! Il bello è che così non si perde mai. E il gioco non finisce mai. Almeno fino a quando quelli che perdono tempo ad informarsi continueranno ad essere meno di quelli che preferiscono pensare ad altro. Buon divertimento! E buona legislatura! Yasan mire yaka sartove no yaga o aroma nishna keren pashe yagma keren.
Signori e signore, buonasera. Signore e signore, buongiorno. Siamo in collegamento dalla villa dell'ambasciatore della Dalmazia per seguire questa cena di gala. Villa Novatulo, come voi ben sapete, è la capitale del cinema sardo. Ecco fa il suo ingresso in sala il conte di Castelsardo. Tutti immaginano Villa Indossa una Novatulo camicia come un rigini paesello di e agita con la mano 1200 destra un abitanti, enorme più bello del scacciamosche. pieno di bar, Ha la e pelle giocatori liscia di come il carne. culo di un bambino. Ma non è così. Si è sicuramente Vi rasato di sbagliate di fresco, grosso. ma non lo fa notare ai Mentre presenti. Grosso in semifinale Numerosi con la Germania nobili non sono ha seduti sbagliato al tavolo affatto. principesco. A Villa Non c'è Novatulo Gesù, c'è ma fervore c'è e dietro movimento, Maurizio, soprattutto nel mondo Alvaro, cinematografico. Giovanni Dante Decine di Dalmazio. film autoprodotti La prima vengono portata proiettati portata nel a grande spalla cinema dal Villa Cavaliere Nano, Novatulese e all'aperto proprio per in questo Piazza suo Rossa. difetto fisico non deve abbassarsi verso i commensali E comunque che se lo li proiettano ricompensano in con Piazza delle Rossa pappine non fra significa capo che e sono film a collo. luci rosse. La duchessa di se stessa Ma torniamo inciampa al su grande di un cinema. piede di tavolino che l'aiuta a Il mio film rialzarsi. preferito è senza dubbio Stringimi tra le tue mani, Sam. Lei si stupisce, Un film cerca di biografico spiegarsi. che narra Ha bevuto, il gesto esclama di in una questo racchetta da momento tennis l'ultimo arrivato, usata da un e giovane tutti gli tennista locale applaudono. di nome Sam. Chi con la mano destra, chi Mentre con la quella pellicola sinistra, più chi con criticata entrambe. è e sarà sempre Macio il Micio. Lui si inchina, Un film saluta di e si denuncia fionda con che fare tratta deciso il verso la delicato mondo vetrata in cristallo dell'omosessualità tra che divide in coppie due la siamesi. sala, frantumandola e I film riportando numerose pornografici ferite da sono taglio stati sulle banditi chiappe. a Villa Novatulo. Re Luigi Poi sono XVI stati non è scovati dalla presente a questa giustizia cena, e vagando perché è per le morto foreste qualche dell'Entro secolo fa. Sardegna sono giunti Ecco nei qua. monti di Orgosolo. Fanno il loro ingresso in campo i giullari. Giuocano con dei A noi birilli in piace seta immaginarli e si divertono a tutti farli rossi e roteare bagnati, molto più lentamente di quanto voi illusi stiate di pensando essersi in questo nascosti momento. bene. Mentre proprio in questo Poveri momento un sognatori. birillo si rivolta contro Qualcuno uno può dei dire loro giullari, che con Google Earth non hanno scampo. schiaffeggiandolo con un guanto bianco e sfidandolo a Ecco duello. Piero Goma, Ma torniamo ai baffi del conte. un maledetto Sono due, regista scandinavo soffici, nato a pelosi, Villa ma al Novatulo punto nel giusto. secolo scorso. Alcuni convitati glieli La carezzano, peculiarità di quest'uomo esclamando è che è parole un di dannato gaudio, megalomane. ma ecco qualcuno Già, glieli strappa e proprio fugge così. via. È il ladro dei baffi. Piero Goma Alcuni infatti gira pagenti film bloccano insulsi le e uscite come e titolo cercano da di loro fermarlo, un nome ma che lui fa li solo salta ed come un cavallo in esclusivamente rima con il suo dissette, cognome. Coma. giustificando il gesto del furto con alcune scuse di vecchia scuola. È il Ecco momento del alcuni dolce. titoli. La suora Una torta in nuziale Sugarro. offerta dalla pasticceria Pesticci. Piero offerta Goma e perché il è cinese in variabile, coma. nonostante il colore chiaro e il gusto pulito. E ultimo, ma non certo per importanza, le verdi terre di Rococò. Un coltellaccio Certo, la vuole non fa rima fendere con in gomma. alcune metà, Ma ma la ormai- torta si rifiuta. Schiva i colpi, bestemmiando e lanciando alcuni confetti contro il cameriere assassino. Non fa rima con gomma. L'innocenza... Ma ormai il Dà. regista è sordomuto L'innocenza e nel non suo si volto. accorge se Le qualcuno cambia candeline i nomi decidono dei di suoi prendere film. posizione E e, poi, armate di non corde so e a voi, ma a me i fucili film di Piero decidono Goma di prendere mi in hanno da ostaggio sempre alcuni fatto calici cacare di vin moltissimo. santo. Gli ospiti sono sconcertati alla richiesta Ed del ora riscatto. scusate, Un enorme starnuto e tutto torna in ordine. E ma gli devo ospiti mungere possono termosifoni così in digerire compagnia il di pranzo alcuni in monaci tranquillità. tibetani, amanti della buona cucina sarda. Tore Lobina e Daniele De Muro? Due portoghesi esclusi. Ed eccoci ancora qui per un finale Sì. ricco di tante rime, di tante parole dolci, Tore, lette. lasciamelo dire, un finale al fulmicotone, non c'entra nulla, però è una bella parola, mi piace utilizzarla. Complimenti, Sì. vedo tante persone che non vedevo da tanto tempo con lo stereo, che Che si bello. registrano le poesie in diretta. Come i vecchi poeti estemporanei, no? Le gare poetiche, qui ci sono le persone in riva al lago con lo stereo che vogliono registrare. Cosa, Tore, cosa? Le grandi poesie lette da Alessandro Valentini. L'attore, il grande applauso del pubblico, meritatissimo. Immancabile, ma lasciamo la scena al grande Valentini. Poesia di Ettore Spina, l'appuntamento è per la settimana prossima con Feste Portoghesi a Villa Novatulo. Ciao! As intendi? Ulisse, Ulisse, che nella terra delle viscere visse, mischino, mischino Ulisse. Ettore Spina, Ulisse. Feste portoghesi a Villa Novatulo. È un programma di quei mattacchioni dei portoghesi esclusi.
Va in onda da Villanova Tulo il sabato alle 12.35 e in replica la domenica alle 11.30 e il martedì alle 11.05. Sito internet www.portoghesiesclusi.net. Indirizzo email topping@portoghesiesclusi.net. SMS al numero 329 9421 652. Si ringraziano per la collaborazione l'assessorato alla radioattività del comune di Villanova Tulo, regione autoctona della Sardegna, provincia di Viterbo, tutti i pesci che vennero a galla, associazione culturale La Mazza Caffè, ente di sostentamento personaggi Disney, Ministero delle politiche agricole, Ministero dei beni aerodinamici, Ministero di Enrico Ruggeri, associazione culturale La Fedina Penale, assessorato alla perplessità del comune di Villanova Tulo, ente Roger Mina, provincia di Belluno, sottosegretariato, il segretariato del sottosegretariato, la segreteria della Presidenza del Consiglio, organizzazione per la salvaguardia delle chiappe di Jennifer Lopez, Dipartimento Burle del Ministero della Cultura.